parlato con Zoppi della vittoria di Trump per quanto riguarda gli Stati Uniti. Se l'aspettava sinceramente questa vittoria, che è stata eclatante rispetto alle previsioni iniziali? Beh, diciamo tecnicamente dovrei dire no, perché tutto dava per scontato che non ci fosse questa vittoria, però sinceramente ci speravo moltissimo. Perché significa che c'è la volontà di un cambiamento. Ricordiamo, secondo me perlomeno, che in Europa tutti hanno parlato bene o male di Trump, eccetera, ma alla fine chi doveva decidere erano gli americani. E l'hanno fatto in modo molto plateale, perché non ha vinto per un punto, ha fatto una vittoria netta. Questo significa che gli americani volevano cambiare. Nonostante le proteste perché si sono generate altrettanto eclatanti. Esattamente. Poi se mi riallaccio a quello che è successo in America, vediamo un po' che anche nel nostro Friuli il PD, chi è al governo, ha preso un'altra batosta. Codroipo e Monfalcone sono state, direi, così, una pallottola che è arrivata proprio all'interno del PD e lo sta dividendo a pezzi tra i vari correnti, eccetera. Cosa sta succedendo in casa del Partito Democratico a livello regionale ma anche a livello nazionale, secondo lei? Ma a livello nazionale magari non posso sbilanciarmi più di tanto, ma sicuramente a livello locale direi che c'è una resa dei conti tra due diverse correnti, tra i renziani e la vecchia guardia, diciamo così, o quelli forse meno arroganti nel voler imporre certe decisioni, certe nuove regole di vita qui nella nostra regione, che vanno di fatto a deteriorare quello che è la pacifica convivenza delle varie etnie e anche sinceramente a degradare la nostra parte economica e la nostra rappresentanza politica in Italia. Alla luce di questa sonora sconfitta, per Serracchiani sarà possibile una nuova elezione nel 2018? Secondo lei si ripresenterà? Avrà il coraggio? Ma secondo me no, non si ripresenterà. Sicuramente faremo di tutto perché non vinca. Noi stiamo lavorando per il quarto polo, quello autonomista, insieme, diciamo, per cui andremo in concorrenza col PDL, col PD, col che rimarrà, e con il 5 Stelle. Quarto polo, quello autonomista, forse per la prima volta veramente dopo 50 anni di mancata presenza di un 40 anni, perdono, di mancata presenza di un polo autonomista veramente regionale che faccia interessi di questa regione e non dei partiti di Roma oppure di Milano. Luigi Gambellini, grazie. Grazie a voi. Patria Furlane. Andiamo